I 140 lavoratori di Superjet sono più determinati che mai nel far sentire la loro voce. Senza stipendio dal 27 aprile questa mattina hanno bloccato la Triestina dalle 8 alle 10, manifestando davanti alla sede di Leonardo a Tessera. I conti bancari sono bloccati e per poter avere i loro soldi devono chiedere un fido. La proposta di Intesa San Paolo non è altro che apertura di un fido presso la Intesa San Paolo, quindi è un prestito che ci stanno facendo con tutte le agevolazioni del caso, sì, ma è sempre un prestito che poi dovremo restituire. Il provvedimento di congelamento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della società inserita nella blacklist e colpita dalle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Ma questo non è l'unico motivo della protesta, c'è paura per il futuro occupazionale. Oggi noi paghiamo le sanzioni che hanno, noi non siamo oligarchi, non siamo, non so chi si voleva colpire, come si voleva capire, noi siamo lavoratori italiani, paghiamo le tasse qua in Italia e ci sono i soldi, ribadisco, ci sono, solo che sono bloccati. Dobbiamo ancora capire perché ci tengono bloccati i nostri stipendi e nessuno ci sta rispondendo. L'appello va ancora una volta alle istituzioni. Abbiamo avuto l'incontro anche col Ministro del Lavoro. Ora, da parte della Regione, da parte delle istituzioni abbiamo una grande solidarietà, ma con la solidarietà non si bloccano gli stipendi, non si sbloccano gli stipendi. Quindi chiediamo un intervento immediato perché anche questo mese probabilmente non avremo lo stipendio e non sappiamo se il mese prossimo ci sarà qualcosa. I lavoratori non si arrendono. Non hanno alcuna intenzione di mollare, ma soprattutto hanno lanciato un chiaro appello, un appello d'aiuto, di non essere abbandonati, di non abbandonare questi lavoratori e tutte le loro famiglie. La settimana prossima vediamo cosa decideremo di fare, certamente un incontro speriamo presto, veloce con il prefetto e dopodiché se ancora qualcosa non si sbloccherà dovremo obbligatoriamente andare avanti e appesantire ancora di più le manifestazioni.